Dalle gare clandestine al traffico eccessivamente sostenuto, passando per il nuovo imbuto di auto in coda creato dal nuovo impianto semaforico, fino al cedimento di parte dei fossati con il conseguente pericoloso sbilanciamento pure dei filari dell'illuminazione pubblica. Come abbiamo già protocollato e segnalato, fatto anche delle istanze, questi platani, alberi che ormai hanno un'altezza superiore per quello diciamo che possono sopportare su queste strade. Insomma, non c'è pace per i residenti delle vie Scaramuzza e Gatta, Zelarino appunto. Qui la gente chiede in primis di mettere in sicurezza i monumentali platani. Voi non chiedete che gli alberi vengano abbattuti, piuttosto cosa chiedete? No, chiediamo solo che vengano monitorati intanto rispetto appunto alla sopportazione di queste strade, però che possono al limite essere messi in sicurezza, perché i cittadini ogni volta che c'è un leggero temporale o quello che un po' di vento, questi qua potenzialmente sono veramente pericolosi. Abbattuto da un fulmine meno di un mese fa uno di questi platani, fortuna ha voluto che in quel momento non transitasse nessuno. L'altezza dei meravigliosi alberi, che vede esemplari oltre i 20 metri, trova il suo equilibrio nelle profonde radici, che però notoriamente sbilanciano il manto stradale, creando le vistose quanto pericolose crepe visibili anche a occhio nudo. Tante le denunce pubbliche e private fatte, andate a vuoto, l'ultima in ordine di tempo alla marcia antismog dei primi del mese corrente. Quindi voi avete chiesto più volte all'amministrazione comunale di ricevervi, ma ogni volta cosa succede? Cercano sempre di sviare, addirittura magari ci danno una data, poi revoca. Il comitato dei residenti di Zelarino chiede un tavolo urgente con il comune, nella speranza che anche stavolta non sopraggiunga qualche strano impedimento.